della diplomazia, lei dice europea. Della pace, certo, in Europa della pace, il governo italiano deve rendersi disponibile, non deve riconoscere, deve rendersi disponibile a guerra in corso del riconoscimento del Donbass e della Crimea. Rendersi disponibile non è riconoscere, ha un altro significato diplomatico e strategico, quindi io non affido la situazione a Zelensky perché quest'uomo è totalmente incapace di gestire la situazione. Noi dobbiamo innanzitutto proteggere Zelensky da se stesso, perché lui è politicamente un incapace totale. Ho capito, però il popolo riconosce Zelensky, non è che riconosce l'Italia, la Francia, la Spagna, la Germania. Dottoressa, è quello che torniamo al discorso di prima, il popolo riconosce Zelensky, ma se il popolo che riconosce Zelensky vuole tirare dentro anche l'Italia in questa guerra, deve accettare anche che l'Italia possa dire la propria e possa eventualmente dire siamo disposti al riconoscimento della Crimea e del Donbass. Ma io faccio questo perché ragiono in una prospettiva umanitaria. Una delle ragioni per cui io vengo così poco compreso è che i miei critici e detrattori ragionano in una prospettiva politica, quindi dicono è fondamentale difendere la libertà, la democrazia, il liberalismo, dobbiamo far arretrare Putin perché non possiamo permettere a questo prepotente arrogante di prendersi quello che vuole. Io dico, io non ragiono in un'ottica politica, io ragiono in un'ottica umanitaria, quindi io preferisco che i bambini vivano in una dittatura piuttosto che muoiano sotto le bombe in nome della democrazia, perché le dico di più, per quanto io sia innamorato della civiltà liberale e per quanto io abbia sempre promosso i valori del liberalismo, per me la vita umana, la vita dei bambini è più importante della democrazia e della libertà, anche perché un bambino, anche in una dittatura può essere felice, perché un bimbo in una dittatura può vivere dell'amore della famiglia. È più importante, ma per gli ucraini no. Ma guardi, dottoressa, gli ucraini vogliono difendere la loro democrazia, la loro libertà, sì, anche a costo di morire. Dottoressa, non è esattamente così. No, è così la no, situazione. dottoressa, io sono in contatto con persone anche che combattono a Mariupol e questa è una rappresentazione, ovviamente lo dico con grande rispetto, distorta della realtà, perché noi tendiamo a pensare che gli ucraini siano una sola persona con una sola cultura politica e un solo modo di pensare. Ci sono ucraini che preferiscono porre fine a questa guerra, non vogliono morire, preferiscono anche che la Russia si prenda il Donbass e la Crimea piuttosto che morire sotto le bombe.